Dopo quasi un mese si è costituito nella caserma dei carabinieri di Desenzano del Garda l'uomo accusato di aver sparato e ucciso Dolores Dori, la 44enne Sinti di Camponogara che insieme alla mamma e al figlio sedicenne era andata a riprendere sua figlia nel campo nomadi di Lonato del Garda lo scorso 2 ottobre. Si tratta del consuocero della Dori, Roberto Held, italiano di 40 anni. Ricercato da settimane, si è presentato spontaneamente dai carabinieri dove è stato sottoposto a fermo e trasferito nella casa circondariale di Brescia. Intanto, nei giorni scorsi si è svolto a Camponogara il funerale di Dolores Dori, una cerimonia silenziosa e controllata, officiata all'alba al cimitero perché non si creassero problemi di ordine pubblico e supervisionata dalle forze dell'ordine in divisa e in borghese. La 44enne è morta la notte del 2 ottobre scorso, quando, accompagnata dalla mamma 59enne e dal figlio, entrambi in custodia e in carcere, aveva raggiunto armata il campo dove stavano i consuoceri, aprendo il fuoco per portare via la figlia, fidanzata con un giovane del clan considerato rivale, contro il volere dei genitori, Dolores e il marito. È scoppiata una sparatoria e la Dori è morta alcune ore dopo in ospedale.